parte fortissimo e dovrebbe schizzare davanti in poche battute. Beautiful Day e Barcella Bourlon comunque le alternative principali. Prego. Siamo giunti al centrale dal Savio, la sesta corsa, condizionata sul miglio che vede 9 protagonisti: Antonio Boccino, Americ Clemar, Valdest, Steccadimar, Alpha Wise S, Brivio d'Elite, seconda linea Alissa Trio, Beautiful Day, Barcella Bourlon. Corsa molto incerta, vediamo le fasi di lancio con l'errore di Alpha Wise AS, e così si lancia in avanti Brivio d'Elite che sopravanza Antonio Boccino. Terza posizione lungo la corda per Americ Clemar, all'esterno subito Steccadimar e via tutti gli altri. Intanto Brivio d'Elite ha preso la testa con gran lancio e invece ha sbagliato subito Alpha Wise AS. Vediamo l'assestamento delle posizioni con Antonio Boccino e Americ Clemar subito a ridosso. Più indietro vediamo anche Beautiful Day, mentre nessuno per il momento risale all'esterno perché il ritmo è abbastanza veloce, 30 per i primi 400, e nessuno si incarica di portare avanti il gruppo. C'è Steccadimar che è rimasta scoperta all'esterno, ma avanza molto gradualmente, e così i primi 600 possono andarsene via tranquillamente in 45,8 per Brivio d'Elite. Francesco Pettinari in sediolo, al largo sono Alpha Wise rimessa e anche Barcella Bourlon, ma nessuno porta avanti il gruppo dei cavalli esterni. Del resto è una corsa che è diventata molto tattica. Il chilometro completato nell'ordine dell'1:15,4, ora comincia ad allungare. Brivio d'Elite che a 500 dalla conclusione. Numero 5, intanto Alpha la squalifica S, per Alpha Wise che ripete l'errore, 400 al palo intanto, e il parziale ora in 14 secco. Cerca di scattare ora Americ Clemar che dalla terza posizione ha mosso, ma Antonio Boccino replica bene, si staccano in 4 praticamente. C'è anche Alissa Trio, ma entra in retta d'arrivo nettamente in vantaggio Brivio d'Elite che nel finale allunga ancora e viene a concludere netto vincitore. Brivio d'Elite, secondo posto per Antonio Boccino che tiene a bada tutti i tentativi di Americ Clemar con Alissa Trio al quarto posto. 1:13,4 il ragguaglio conclusivo, un 28,7 per l'ultimo quarto, 28,6 a chiudere, e con questo Brivio d'Elite mette d'accordo tutti, vince il centrale. Francesco Pettinari in sediolo, Gennaro Casillo al training per la scuderia Opitergium. Successo nettissimo sul traguardo, buon secondo posto per Antonio Boccino, al terzo Americ Clemar.